Sono arrivate a Porto Empedocle le salme delle vittime del naufragio avvenuto a Lampedusa e in porto la cerimonia di commemorazione. In Sicilia si vota il 10 ottobre con eventuale ballottaggio il 24, 46 comuni chiamati alle urne. È accusato di tentato omicidio-suicidio, arresto ai domiciliari quarantenne di Ribera. L'uomo ha ammesso di aver litigato con la moglie e averla presa per il collo. La movida resta in bilico tra pareri discordanti e terze dosi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sono arrivate ieri sera al porto di Porto Empedocle le salme delle vittime del naufragio avvenuto a Lampedusa. In porto si è svolta una cerimonia di commemorazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. È arrivata intorno alle ore 20 la nave Sansovino proveniente da Lampedusa che trasportava le 7 donne vittime del naufragio avvenuto il giorno prima, dove una barca a 7 miglia dall'isola naufragata. Nulla da fare per i soccorsi nonostante la vicinanza al porto isolano. Le bare trasportate a bordo di un camion frigorifero sono state portate nella banchina del porto e scaricate a una con un muletto. Quindi poste in una mezzaluna guardando il mare, ad accogliere i corpi le autorità civili e militari della nostra provincia, con in testa il prefetto Maria Rita Cocciufa, tra le prime arrivate al porto empedoclino e visibilmente commossa da quella visione. Quindi anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che si è reso immediatamente disponibile ad accogliere nel proprio cimitero le donne scomparse. Quindi il vescovo di Agrigento, Don Alessandro Damiano, e l'imam della comunità islamica Kate, proveniente da Catania, oltre che a quello agrigentino Maciob. Presente anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e quello di Porto Empedocle Ida Carmina, che hanno provveduto a posare anche un mazzo di fiori sulle bare che man mano venivano deposte sulla banchina del porto. Quindi una preghiera in loro memoria da parte dei 2 rappresentanti della comunità cristiana e islamica e la preghiera del mare letta dal sindaco Carmina. Quindi 3 suoni di sirena suonati dal rimorchiatore del porto e infine il trasporto nei carri funebri pronti per l'occasione via all'ultima dimora in via del Tramonto, la sede del cimitero comunale di Palma di Montechiaro. Le vittime che commemoriamo questa sera e che onoriamo questa sera sono purtroppo le ultime di una lunga scia che voi conoscete bene. Sono 7 donne che sono state ripescate in mare a seguito del naufragio di ieri mattina in realtà. Sono vicende che non vorremmo mai vivere, purtroppo non è la prima volta, ci auguriamo soltanto che sia l'ultima. La macchina dei soccorsi, degli interventi, dell'accoglienza è sempre operativa e non si ferma un attimo. Anche oggi sono continuate anche le ricerche dei possibili superstiti, ma purtroppo non senza esito. Io devo dire che queste cose toccano, penso, tutti, anche se non è la prima volta, ma non ci si abitua mai ed è giusto così, ed è giusto che non ci si abitui mai. Andranno a Palma di Montechiaro, il sindaco ha dato la disponibilità e lo ringrazio. Allora, devo dire che abbiamo trovato, avevamo tutta un'attività in corso di verifica, il sindaco ha detto io ho i posti per tutti, allora a quel punto ho detto grazie veramente, tanto è vero che l'abbiamo anche invitato a venire qui. Ci sono dei migranti anche? Scenderanno dei migranti? Sì, credo che scenderanno anche dei migranti perché sono continui i trasferimenti. Palma di Montechiaro ha fatto un gesto normale, io dico, un gesto umano, un gesto cristiano, all'appello di Sua Eccellenza il Prefetto, che ringraziamo per la costante collaborazione che ha nei confronti con i comuni della provincia di Agrigento. Abbiamo semplicemente risposto presente, un atto doveroso, minimo, di buonsenso, un atto cristiano nei confronti di chi ha perduto la vita in modo così tragico in questo nostro mare che un tempo era il Mare Nostrum e oggi è diventato una tomba a cielo aperto. Dobbiamo interrogarci e mai abituarci a tragedie di questo tipo. La nostra terra è una terra
da sempre di accoglienza, ma su questo fenomeno dobbiamo interrogarci, perché non può essere demandato in mano alla criminalità organizzata o a chi si improvvisa, ma l'Europa, l'Italia debbono interrogarsi per porre finalmente il rimedio in senso buono, accogliendo chi possiamo accogliere di questi nostri fratelli ed impedire tragedie di questo tipo. Non è accettabile nel 2021 che uomini, donne e bambini perdano la vita in un modo così tragico. Noi abbiamo semplicemente fatto quello che riteniamo essere il nostro dovere. Sono momenti di dolore, sono momenti in cui la cosa migliore sarebbe fare silenzio, anche se a volte potrebbe essere un silenzio colpevole, perché queste non sono emergenze ma sono cronache di disastri annunciati. Spero mai più di vedere queste salme dei nostri fratelli che purtroppo ogni volta stiamo assistendo a una tragedia nel senso proprio della parola, che ci mette tutti quanti davanti, ognuno di noi, davanti una grande responsabilità di operare e di impegnarsi di più perché queste cose non le vediamo. Erano tutte donne, un fatto che ha colpito particolarmente l'opinione pubblica. Sì, ci ha sconvolti tutti, perché in realtà che sono donne già questo anche ci mette tutti quanti davanti anche una grande responsabilità. Chiediamo al Signore di accogliere le loro anime nel paradiso, e il nostro augurio è sempre che queste morti del mare, queste tragedie vengono diciamo, a tutti i modi fermate. Dobbiamo fermare, restiamo umani, dobbiamo anche garantire un accesso sicuro di questa gente disperata che ha bisogno di essere accolta e anche aiutata. Il GIP del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Mario Virone, quarantenne di Ribera, accusato di aver tentato di uccidere la moglie 37enne a coltellate. Il fatto è avvenuto lo scorso 16 giugno in contrada Ciaccio Montalto. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale civico di Palermo, dove era stato ricoverato per alcuni giorni in seguito alle ferite da arma da taglio alla gola che lui stesso si è provocato dopo la lite con la moglie. Quest'ultima, sebbene ferita, è riuscita a scappare ed è stata poi ricoverata all'ospedale di Sciacca. Il quarantenne invece è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ribera con l'accusa di tentato omicidio e proprio nelle scorse ore ha fornito la propria ricostruzione dei fatti al giudice, dichiarando di non voler uccidere la moglie, ma che il ferimento di quest'ultima è stato di fatto accidentale, avvenuto soltanto nei momenti dopo la caduta di entrambi a terra. L'uomo ha ammesso di aver litigato con la coniuge e di averla presa per il collo. Pestaggio e traffico di droga, 11 arresti, oltre 80 agenti della polizia sono impegnati in un'operazione antidroga. C'è il servizio. Nella notte appena trascorsa, circa 80 operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in una vasta azione anticrimine che ha portato all'esecuzione di 11 misure cautelari emesse a carico di altrettante persone, di cui 5 restrizioni in carcere, 5 arresti domiciliari e un obbligo di dimora. L'operazione, convenzionalmente denominata Knockdown, rappresenta l'epilogo delle recenti indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina su una pericolosissima compagine delinquenziale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L'azione investigativa, conclusasi nella mattinata odierna, ha avuto origine dagli approfondimenti svolti a seguito di un violento pestaggio occorso in questo centro nel mese di novembre del 2018. Bisogna premettere una cosa, che il traffico, come diceva lei, è lo spaccio minuto delle sostanze stupefacenti. Ultimamente in Messina, come del resto dimostrano le operazioni fatte, anche le precedenti, ha assunto una ragguardevole importanza. Non a caso l'operazione odierna, ma anche quelle precedenti, proprio di qualche mese fa, vedasi la Marketplace, oggi questa ribattezzata Knockdown, devono inquadrarsi in un più ampio ambito e una più ampia strategia mirata, peraltro, sia della Polizia di Stato, sia della squadra mobile, ma soprattutto della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che coordina le attività proprio contro il crimine organizzato. E in questo caso, dicevamo, questo è l'epilogo
di una nuova indagine che poi va ad inquadrarsi in quella strategia di cui ho detto prima, che cerca in qualche modo di arginare questo fenomeno che recentemente ha avuto questa sua importanza. Considerate che anche in questo caso l'indagine prende le mosse da un pestaggio, cioè una azione dimostrativa, e le indagini partono proprio dal fatto che gli investigatori della mobile si trovano a individuare un soggetto che peraltro viene ricoverato al Policlinico con delle lesioni o comunque con una prognosi riservata, e questa cosa fin da subito si andava ad inquadrare anche qui in un ambito che era quello per l'appunto dell'illecita cessione degli stupefacenti, cioè era in qualche modo una rappresaglia. Questo comunque dimostra da un lato la pericolosità delle cellule criminali che trattano i stupefacenti, dall'altra questa ormai situazione generale dove gli stupefacenti economicamente sono molto molto importanti per le localizzazioni locali, sia nel grande traffico, sia per quello che diceva lei nello spaccio minuto, soprattutto nelle località oggi di mare, ma anche della movida. Certo c'è stato un minimo di fermo, potremmo dire, chiamiamolo biologico, con il Covid-19, ma in realtà non lo hanno avuto poi le organizzazioni che trattano i stupefacenti, perché comunque l'assuntore trova in qualche modo sempre il modo di rifornirsi, e naturalmente coloro i quali spacciano o trafficano trovano il modo di portare lo stupefacente. Elezioni amministrative in Sicilia, si vota il 10 ottobre con eventuale ballottaggio il 24 ottobre. Il governo Musumeci, su proposta dell'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto, fissa la data delle elezioni per 46 comuni siciliani. Arturo Cantella. Si voterà in autunno e il governo Musumeci a deciderlo su proposta dell'assessorato alle autonomie locali le date per le elezioni amministrative in 45 comuni siciliani, prevista per il 10 ottobre, con eventuale ballottaggio il 24 ottobre nei 43 comuni siciliani, 26 giunti alla sua scadenza naturale, 11 gestiti dai commissari straordinari regionali, 6 sciolti per infiltrazioni mafiose. In provincia di Agrigento i comuni dove si andrà a votare sono Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani, sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi le province di Caltanissetta con San Cataldo e Vallelunga Pratameno, entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose. In provincia di Catania si voterà ad Adrano, Caltagirone, Giarre, Gran Michele e Ramacca. In provincia di Enna, Calascibetta. Quindi a Messina diversi sono i comuni in cui si andrà a votare: Andillo, Capodorlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, sciolto per infiltrazioni mafiose, Patti, Rodimilici, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta. Quindi in provincia di Palermo, Adalia, Montelepre, San Cipirrello, sciolto per infiltrazioni mafiose, San Giuseppe Iato e Terrasini. Nella provincia di Ragusa a Vittoria, sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi in provincia di Siracusa, nei comuni di Ferla, Lentini, Noto, Pachino, sciolto per infiltrazioni mafiose, Rosolini, Sortino. A Trapani, nei comuni di Alcamo e Calatafimi, Segesta. In altri 3 comuni, sciolti a causa di infiltrazioni mafiose, Torretta, Mezzoiuso nel Palermitano e Misserbianco nel Catanese, si voterà il prossimo 24 ottobre con il ballottaggio il 7 novembre. Nella nostra provincia molto l'attesa per il voto a Porto Empedocle, dove si contenderanno la poltrona di primo cittadino, oltre all'uscente i 5 Stelle Ida Carmina, anche l'ex sindaco Orazio Guarraci, l'attuale direttore dell'Ispettorato del Lavoro l'ingegnere Salvo Iacono, Calogero Lattuca in quota UDC e Gianni Amel per la lista civica Primavera Empedoclina, oltre che a Calogero Martello, già impegnato nelle precedenti elezioni con diverse liste civiche. Dopo 15 anni l'attuale sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ritorna a rivestire l'incarico di capo di gabinetto dell'assessorato regionale alla funzione pubblica retto da Marco Zambuto. Voglio di nuovo lavorare, commenta Cuffaro, per risolvere insieme all'assessore Zambuto e alla giunta regionale le problematiche che attanagliano il comparto della funzione pubblica e delle autonomie locali in Sicilia, peraltro in un momento alquanto difficile. Basti pensare all'annunciato
l'annunciata manifestazione a Roma dei sindaci siciliani dell'ANCI, che invocano un incontro urgente con il Premier Draghi per risolvere le gravi incombenze finanziarie e chiudere i bilanci. Ringrazio, conclude Silvio Cuffaro, l'assessore Zambuto e il presidente Musumeci per la fiducia riposta nei miei confronti e mi adopererò sin da subito per dimostrarmi all'altezza dell'incarico ricevuto, forte anche della mia lunga esperienza di amministratore locale. I carabinieri della stazione di Castro Filippo hanno avviato le indagini in seguito al rogo che ha interessato una Renault Scenic posta sotto sequestro. Le fiamme hanno avvolto l'automobile che si trovava parcheggiata all'interno di un appezzamento di terreno in contrada Fontana. A denunciare l'accaduto il proprietario del mezzo, un 40enne disoccupato del posto. L'auto era stata sequestrata nel febbraio scorso perché circolava senza la prescritta assicurazione obbligatoria. A Messina non abbiamo un sindaco, inizia così la lettera che il consigliere comunale Salvatore Sorbello invia al presidente della regione Nello Musumeci. C'è il servizio. Messina ha un sindaco sulla carta e potrebbe avere quel sindaco che ha eletto, che però ha deciso di fatto di non esercitare più la sua funzione per dare spazio ad una campagna elettorale continua e costante che ormai dura da almeno un anno e mezzo. Assolutamente credo di essere tra i pochi consiglieri che denuncia ogni giorno questo continuo stillicidio di spazzatura, rifiuti, di mancata scerbatura che insiste su tutta la città. Nonostante ciò, e delle discariche abusive soprattutto, nonostante ciò oggi addirittura in Consiglio si chiede l'aumento della Tari attraverso l'approvazione del nuovo piano finanziario che prevede l'incremento del 10% in più delle tasse. Questa amministrazione che ha voluto avviare la raccolta differenziata dicendo che avrebbe fatto risparmiare il 30% ai cittadini, oggi ne chiede addirittura un 10% in più, quindi praticamente portano via il 40% dalle tasche dei messinesi, demandando tutto alle società private che dovrebbero svolgere servizi che in realtà dovrebbe svolgere la stessa Messina Servizi, così come da contratto di servizi che le è stato affidato. Mi riferisco alla scerbatura piuttosto che alla rimozione delle discariche. Discariche colpevolmente che si sono venute a creare in maniera anche voluminosa anche da parte dell'amministrazione, perché potevano essere rimosse in tempi quantomeno immediati. Mi riferisco in particolare a quelle delle baracche disabitate. Anche voi siete venuti a documentare mesi fa il degrado che c'è su Santa Chiara piuttosto che in altri siti come Camano Sottomontagna e Annunziata, e avrete notato, proprio voi che avete fatto quel servizio, che tutto è rimasto com'era e che quelle discariche sono aumentate. Quindi caricare sul costo ai cittadini che pagano la Tari anche il costo di quelle discariche, francamente mi sembra veramente, oltre che azzardato, uno schiaffo morale a tutta la città. Antonio Cascio, direttore dell'unità di malattie infettive al Policlinico di Palermo, interviene sulla terza dose. Vediamo. Una terza dose di vaccino, sì, io la consiglio a distanza di 9-12 mesi dall'ultima dose. In realtà la risposta ai vaccini è individuale, ci sono persone che hanno prodotto grandissime quantità di anticorpi e altre che hanno prodotto di meno, quindi diciamo non è facilissimo generalizzare, ma nel complesso sì, io ad occhi chiusi una terza dose mi sento di poterla raccomandare a distanza di 9-12 mesi dalla seconda dose. Stiamo vedendo come la variante Delta stia prendendo piede in tutta Europa e sicuramente qui da noi in Italia a settembre-ottobre avremo tanti casi e colpiranno le persone non vaccinate. Quindi ok alla terza dose, però importantissimo vaccinare tutti, magari con una prima dose. Ci sono ancora tante persone anche con più di 60 anni che non sono state vaccinate, quindi non dobbiamo perdere tempo. E sono anche favorevole, come dicevo prima, a vaccinare i giovani, perché i tanti casi li vedremo nelle scuole.
I giovani non si ammaleranno con forme severe, magari la maggior parte saranno asintomatici, però qualcuno magari potrà anche ammalarsi in maniera più significativa e andare in ospedale. Quindi massima attenzione, andiamoci a vaccinare tutti il più presto possibile e quando sarà disponibile faremo la terza dose. Speriamo possano essere presenti vaccini che contengano le nuove varianti, magari con la variante indiana, questo lo vedremo. Probabilmente non sarà disponibile a ottobre o a novembre. Quindi facciamo il vaccino che ci verrà consigliato e che sarà disponibile senza fare gli schifiltosi. L'importante è vaccinarci tutti al più presto. No alla chiusura degli hub periferici con il trasferimento delle attività e di tutto il personale all'interno del grande hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo e la presa di posizione categorica della UGL con il segretario regionale Giuseppe Messina e per la UGL Salute il segretario regionale Carmelo Urzi e il presidente regionale dei medici Raffaele Lanteri nei confronti del provvedimento voluto dal commissario provinciale per l'emergenza Covid-19 Renato Costa. Si tratta di una scelta illogica e senza senso che ovviamente non risolve affatto alcun problema di contenimento in termini di budget economico come si vuol far credere, ma contribuisce a rallentare se non ad ostacolare la lotta contro il virus in un momento in cui i dati sulla percentuale dei vaccinati e di contagi nel territorio provinciale di Palermo, ma purtroppo non solo, sono ben lontani dalla soglia di sicurezza. Pensare ad una ritirata di armi e bagagli ha il sapore di una resa se non di un annunciato fallimento. Proprio in questa fase si deve spingere l'acceleratore sulle esigenze dei singoli centri invece che affidarsi all'unico enorme polo con la speranza che l'utenza si sposti dalla periferia al centro. Inutile ricordare le distanze che separano i due punti in molti casi, esattamente il contrario di ciò che avviene nelle altre province siciliane dove si sta continuando ad offrire servizi di prevenzione capillari, ad esempio Catania con Bronte. Se si è sfiorato il tetto di spesa, aggiungono ancora Messina, Urzi e Lanteri, sicuramente non è perché si è fatta la scelta giusta, doverosa di servire le zone omogenee dell'area metropolitana con gli hub, ma perché forse è stato creato un sistema di reazione non calibrato rispetto alle reali necessità, con relativa spesa magari poco oculata e proporzionata ai costi standard. Su questo è evidente che chi si è assunto la responsabilità lo dovrà fare fino in fondo. Chiediamo quindi all'assessorato regionale della salute di intervenire con immediatezza sulla questione sulla base di quanto già dichiarato dall'assessore Ruggero Razza anche alla luce dell'arrivo della variante Delta. Tra l'altro appare curioso come in concomitanza con l'indispensabile rinnovo dei contratti a termine del personale di queste strutture, l'azienda sanitaria provinciale di Palermo stia procedendo ad un nuovo bando per assumere ulteriori risorse umane su base provinciale, mentre si pensa di smantellare il servizio degli hub periferici. Auspichiamo di conseguenza la vigilanza da parte dell'amministrazione regionale, perché non vorremmo che proprio ora venga perso il lavoro di tanti mesi e soprattutto di decine di professionisti per decisioni in controtendenza rispetto al resto della Sicilia e dell'Italia, che tutto sembrano fuorché orientate al buon senso, concludono i 3 esponenti della UGL Sicilia. E sulla riapertura delle discoteche la scienza si divide. Nonostante il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, non c'è ancora una data certa per il settore Movida. Vediamo. Nel governo è soprattutto la Lega con Giancarlo Giorgetti a spingere per ulteriori aperture a favore di movida estiva, in primis delle discoteche. Il responsabile dello sviluppo economico ha sollevato di nuovo il tema verso la fine del Consiglio dei Ministri e il suo partito non vuole sentire parlare di altri indennizi ai gestori di locali notturni in cambio dell'ennesimo rinvio della riapertura. Una proposta per la movida viene dai sindaci nel giorno dell'esordio del certificato verde europeo anti-Covid-19. L'idea di utilizzare il Green Pass per entrare in quei luoghi di città dove l'aggregazione e l'assembramento è impossibile da evitare è uno strumento che dobbiamo valutare, dice Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e presidente della Lega delle Autonomie Locali. Nella sua relazione all'Assemblea magari può diventare un incentivo per quei giovani o meno giovani che vogliono divertirsi a vaccinarsi. Dobbiamo metterci d'accordo. Se diciamo che il vaccino funziona e il Green Pass serve, allora dobbiamo usarli per far funzionare delle attività che oggettivamente
sicuramente sono più a rischio, ma dall'altro lato non è che oggi non ci siano incontri e chi balla, dice il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federica, semplicemente non lo fanno nei luoghi regolari per farlo, ma nell'esecutivo sembra prevalere ancora la linea della prudenza. Il premier Mario Draghi, ad esempio, si sarebbe mostrato preoccupato dalla variante Delta del coronavirus. I racconti di questi giorni che vengono dal mondo giovanile invitano infatti alla massima prudenza, lo spauracchio e il contagio di studenti o comunque giovanissimi. Sulla riapertura delle discoteche in Italia la scienza si divide, nonostante il via libera del comitato tecnico scientifico non c'è appunto una data. Secondo il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, le discoteche sono ambienti tipicamente pericolosi, con un virus che si diffonde per via respiratoria, tanto più con una variante così contagiosa, bastano pochi secondi per essere contagiati. Le discoteche potranno riaprire solo quando verrà disposto un controllo rigorosissimo con accesso consentito solo a chi è vaccinato, chi ha già avuto il Covid o chi è certamente negativo al tampone. Appena entra un infetto in una discoteca e ci sono soggetti suscettibili è sicura la trasmissione, avverte Ricciardi. Diversa l'opinione di Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Il fatto che si ritardi l'apertura delle discoteche è un errore, saremo l'unico paese in cui rimangono chiuse, è inevitabile che poi i ragazzi vadano a divertirsi nei locali Spagna, Grecia e Francia, è una penalizzazione, dice Bassetti all'ADN Cronos Salute, poi aggiunge: non è che i ragazzi non si divertono se le discoteche sono chiuse, ma lo fanno in altri luoghi come bar, spiagge e case private, dove non ci sono i controlli. Il protocollo per entrare in discoteca con il Green Pass o il tampone negativo nelle precedenti 48 ore permette di avere delle garanzie, ricorda ancora Bassetti. Le discoteche possono riaprire in assoluta sicurezza, si sta facendo un allarmismo sbagliato sulla variante Delta che non serve assolutamente in questo momento. Le discoteche non dico che non debbano riaprire, ma occorre farlo rispettando criteri molto rigidi e precisi, questo perché se il locale è affollato e c'è un positivo sfuggito ai controlli, magari contagiato dalla variante Delta, rischiamo un focolaio. Ricordiamoci quello che è accaduto ad agosto 2020 in Sardegna. Quindi sia riapertura dei locali, solo quelli all'aperto, ma con il Green Pass o con tampone negativo nelle 24-48 ore precedenti. E questo invece è il parere di Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di Roma. Se il governo e le autorità locali sono in grado di garantire riaperture e fare in modo che questa avvenga con le dovute precauzioni, facendo applicare le regole come si deve, allora il punto può essere superato e le discoteche possono riaprire, dice Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Fare applicare le regole come si deve, sottolinea Galli, vuol dire con un pass vaccinale o ancora meglio con una valutazione del tampone all'ingresso, comunque nell'arco delle ore immediatamente precedenti. Il punto è che i controlli poi ci siano effettivamente, perché altrimenti direi che il gioco diventa insostenibile. Mi permetto di dire questa cosa, conclude Galli, perché se no siamo sempre alle solite, ci si gira attorno e non si risolve. Decennale di Mare Festival, Salina, nella suggestiva cornice della terrazza del porto turistico, inizia la kermesse. Vediamo. Con la consegna dei riconoscimenti a Barbara De Rossi e Claudio Castrogiovanni è entrata nel vivo ieri a Salina la 10ª edizione di Mare Festival Premio Troisi. Prima la conferenza stampa nella terrazza sul mare del porto turistico di Marina di Salina, poi nella piazza di Malfa, cuore della kermesse, la prima delle 3 serate. A fare gli onori di casa il direttore artistico e ideatore della rassegna Massimiliano Cavaleri, con lui sul palco Nadia La Malfa. Salina rende omaggio così al grande attore campano scomparso prematuramente nel 1994 e che sull'isola dell'arcipelago delle Eolie girò il film premio Oscar Il Postino. Ho conosciuto Massimo all'età di 20 anni perché facevamo parte dello stesso gruppo che partecipava alle partite della nazionale attori e lui con grande diligenza veniva ad allenarsi sempre, seduto in panchina con il suo giornale perché lui non poteva giocare, ma veniva sempre ed era sempre presente, quindi l'ho conosciuto giovanissimo e l'ho amato tanto, l'ho apprezzato tanto tutta la vita, quindi l'idea di prendere un premio a suo nome ecco, mi fa sentire nostalgica della persona che non c'è più, ma felice di questa grande arte che ci ha lasciato
e di questi segni e di questi film che ci ha lasciato meravigliosi. A Salina da qualche giorno Covid free, tutti i residenti sono stati vaccinati e già via vai di turisti e villeggianti, molti attratti proprio dai luoghi resi celebri dal film di Troisi. Mare Festival da 10 anni rappresenta il fiore all'occhiello delle iniziative organizzate per l'estate, 58 nelle passate edizioni i premi Troisi assegnati, ai quali vanno ad aggiungersi 7 di quest'anno. 10 anni e soprattutto Massimo Troisi, che voglio dire, non mi sogno nemmeno di dire che possa essere stato anche idealmente un maestro, perché era talmente una cosa altra per la sua poetica. Dicevo prima che ho un grandissimo rammarico che sia morto così presto, perché sono sicuro che avrebbe potuto raccontarci in maniera così meravigliosamente poetica dei pezzi di storia italiana meravigliosi. In quest'isola Troisi ha girato Il Postino, un film che rappresenta per la cinematografia italiana una pietra miliare. Che altro dire, insomma, è talmente anche solo il pensiero che possa essere il suo testamento, la sua eredità, mi fa solo che commuovere, quindi sono strafelice di essere in quest'isola, sono strafelice di tornare su quest'isola dove peraltro da giovincello suonavo con la mia band ogni tanto, quindi sono molto orgoglioso di essere qua e molto contento e onorato. La manifestazione dal 2011 è caratterizzata da grandi nomi del cinema, ma anche dello spettacolo, della musica e della cultura. Ricco e articolato il programma, fino a domani previsti nel centro congressi pure presentazioni di libri e focus sulla salute. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 10.000 vere di solidarietà contro la violenza sulle donne. L'iniziativa parte da Castellammare del Golfo. Vediamo. Come Fare Ambiente noi ci occupiamo di attività educative e io credo che nella lotta alla violenza sulle donne bisogna fare soprattutto attività educativa, ma non con le manifestazioni una tantum, giorno dopo giorno, con ogni espressione, finché sentirò un uomo che dice: ho comprato l'automobile a mia moglie, la parità non ci sarà. Abbiamo comprato un'automobile, io direi. Le donne devono essere capaci di autodeterminarsi, di capire che da sole possono costituire un nucleo intorno al quale raggruppare altri, devono essere consapevoli di non essere oggetto di gelosia, perché nella gelosia c'è possessività, amore non ce n'è. Quando avremo preso questa consapevolezza, allora possiamo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo che si fermi la violenza contro le donne. Uscisse fuori il principio che le donne sono apprezzate, non solo amate come oggetto di possesso, devono essere apprezzate per quello che sono, per quello che valgono. Da loro stesse devono essere capaci di capire che non si devono sentire in colpa per nulla, per ogni piccola mancanza magari che fanno nella gestione della famiglia, della casa, non devono giustificarsi di niente o farsi perdonare qualche cosa. Ecco, dobbiamo arrivare a questo punto. Quando ci arriveremo, io dico che la violenza cesserà. La sezione di Castellammare della Lega Navale Italiana ha immediatamente e con grande entusiasmo aderito a questa interessantissima iniziativa. In contemporanea in tutta Italia si svolgerà in tutte le sedi nautiche, in tutte le sezioni della Lega Navale, in tutti i club velici, per evidenziare all'opinione pubblica questo drammatico fenomeno. Abbiamo coinvolto le amministrazioni dei comuni di Alcamo, di Castellammare, abbiamo coinvolto le associazioni che si interessano a supporto delle donne di Alcamo e di Castellammare, le consulte femminili, nonché le commissioni comunali per le pari opportunità, una serie di associazioni e di enti nel territorio, compreso anche Fare Ambiente, laboratorio di Alcamo. La mattina del giorno 4 si imbarcheranno decine di donne sulle imbarcazioni a vela dei soci della Lega Navale per una lunga passeggiata a vela nel Golfo di Castellammare fino ad arrivare vicino a Balestrate, dove un'altra associazione lì del territorio balestratese, che è il Centro Velico di Balestrate, partecipa anche a questa iniziativa. Unico elemento identificativo di questa manifestazione sarà un nastro rosso che le imbarcazioni dovranno issare a riva per identificarsi come partecipanti. Inoltre dalla imbarcazione a vela Oceanis 390, che è in dotazione alla Lega Navale sezione di Castellammare, verrà steso in mare un lungo drappo, un lungo tappeto rosso a simboleggiare questo evento. Mi aspetto una grande partecipazione dei soci della sezione, che sono stati tutti invitati, anche coloro che hanno barche a motore, certamente tutti i velisti, tutti i diportisti che sono nel Golfo di Castellammare possono associarsi
associarsi a questa manifestazione. Avremo anche la presenza della Capitaneria di Porto che assicurerà il regolare svolgimento di questa manifestazione. La base di partenza sono i pontili, la darsena nautica della sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale Italiana. Parliamo adesso della gestione degli impianti sportivi a Messina. Vediamo. Già a partire dal Salva Messina, da quando si profilava questa ipotesi di pensare di esternalizzare gli impianti tutti in una volta, indistintamente, senza fare le dovute distinzioni, specie nei tempi, ed è stato sicuramente previsto da me e dal mio gruppo che era un percorso che non poteva mai attuarsi in quei tempi. L'amministrazione, non badando alle contestazioni, le proposte, i suggerimenti che partivano dai banchi del Consiglio Comunale, ha subito pensato di mettere 0 a bilancio per gli impianti sportivi, altra scelta che è stata fortemente contestata, perché pensavano, o così dichiaravano, di riuscire in tempi brevissimi ad esternalizzare tutti gli impianti sportivi che fanno parte del patrimonio di questo Comune. Mi sembra che a distanza di 3 anni, specie visti gli insuccessi recenti ed il fatto che non esistono al momento altri bandi per impianti sportivi messinesi, mi sembra che sia chiaro che questo fallimento purtroppo da noi previsto si sta verificando. Lo sport è qualcosa di importantissimo e io stesso l'ho sempre sostenuto in aula sin dal primo giorno, cercando di interpretare e rappresentare la voce di questo mondo. Purtroppo questo non è stato capito appieno e noi continueremo a farci portavoce di questo grido di dolore del mondo sportivo, che purtroppo oggi vive queste difficoltà, perché si poteva pensare benissimo all'inizio, e c'era tutto il tempo all'inizio di questa esperienza amministrativa, di seguire altre strade, ed oggi avremmo trovato una situazione con una programmazione a monte sicuramente ben diversa e non ricominciare da capo. Con il precedente assessore io ho detto che c'era una situazione dove si stava andando in una direzione sbagliata, con il nuovo assessore purtroppo oggi non sappiamo neanche realmente in che direzione si sta andando e si va avanti per ipotesi, a tentativi, e che è una situazione a mio avviso che è ancora peggiore rispetto a prima. L'attore empedoclino Giugiù Gramaglia, dopo l'esperienza dell'ora legale con Ficarra e Picone, adesso ha partecipato alle riprese di Incastrati, il nuovo progetto televisivo del duo siciliano. Si tratta di una serie comedy in 6 episodi, diretta e interpretata da Ficarra e Picone, in onda il prossimo anno sulla piattaforma digitale Netflix. Giugiù Gramaglia interpreta un personaggio che è parte di una commedia degli equivoci che ruota intorno ad un omicidio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.